Oggi è un grande giorno per la Chiesa agrigentina e per il popolo dei fedeli. La cattedrale, dopo 8 anni di chiusura, riapre al culto. Evidenti i segni del restauro effettuato che restituiscono alla Chiesa Madre di Agrigento il suo splendore. In questi 8 anni, pensate, stiamo parlando di ben 2920 giorni, per tenere desta l'attenzione sulla triste vicenda che ha riguardato la cattedrale ci sono state proteste e incontri, dibattito e pure una marcia con in testa l'arcivescovo di Agrigento Francesco Montenegro. Il cardinale ha sempre puntato il dito in ogni occasione sulla vicenda. Il cardinale ha sempre puntato il dito in ogni occasione sulla vicenda e oggi sicuramente è il primo ad esprimere la gioia per la riapertura al culto. Un grande giorno quindi per la Chiesa di Agrigento che proprio alla vigilia della festa in onore del santo patrono San Gerlando vede restituire alla città il Tempio Sacro. Sarà così possibile lunedì 25 tornare a celebrare la solenne funzione e ascoltare il pontificale in onore del patrono all'interno di quella che è da sempre il simbolo cittadino per eccellenza. Un vero e proprio tesoro. Tema centrale dell'omelia lunedì sicuramente sarà l'arrivo del momento più atteso, quello appunto della riapertura della cattedrale, e forse ci sarà poco da ringraziare qualcuno dopo 8 anni di ansia e di sofferenza per le condizioni in cui è stata lasciata. Ricordiamo le ferite viste con l'arcivescovo che ha accompagnato i giornalisti soffermandosi sotto le fessure che facevano intravedere l'esterno. E con la riapertura al culto non potevano mancare le dichiarazioni e i comunicati ufficiali della politica e delle associazioni. Per il segretario della UIL Gero Acquisto la riapertura della cattedrale deve rappresentare la prima bandiera per tornare ad essere una città normale, mentre per il segretario della CGIL Massimo Raso, dopo 8 anni di promesse mancate, oggi è festa della città. Oggi, scrive invece Alfonso Cimino, presidente degli architetti agrigentini, la comunità si appropria di un suo bene. La riapertura della cattedrale di San Gerlando, dice il presidente della regione Nello Musumeci, è un grande traguardo. Musumeci ha annunciato l'appalto di 425 milioni per il progetto esecutivo che riguarda il Colle, su cui adesso bisognerà guardare.